Grazie a Gabriella Basso. La viaria adesso che preoccupa molto i medici e gli scienziati. Si teme infatti che il virus possa fare quello che in gergo viene definito un salto di specie, trasmettersi quindi da animale a uomo. A Padova, nelle giornate del Forum Mondiale della Salute, se n'è parlato. La gestione delle epidemie dopo il Covid, dopo la lezione del Covid, è una delle scommesse per quanto riguarda la sanità del futuro. Sentiamo. Adesso abbiamo il virus H5N1 della viaria che sta cominciando a circolare. Per fortuna non è ancora arrivato all'uomo, ma siamo in allerta. Il rischio del salto di specie rimane l'incubo e prepararsi all'arrivo di eventuali nuove epidemie o pandemie è uno dei temi importanti della seconda edizione del Forum della Salute apertosi a Padova. Se prevenirli è impossibile, il Covid ha però insegnato a non farci più trovare impreparati. Stiamo facendo moltissime esercitazioni, le abbiamo rese obbligatorie per tutte le ULSS inserendole negli obiettivi dei direttori generali e poi quindi ogni azienda deve fare almeno una esercitazione, se non due, ogni anno su una situazione che può essere dall'allerta alla fase pandemica. Il futuro però viaggia attraverso la medicina predittiva, dove la sequenza del genoma umano piuttosto che la regolazione dei geni o le analisi biologiche vengono elaborate velocemente da algoritmi dall'intelligenza artificiale. E con l'intelligenza artificiale un insieme di algoritmi darci risposte predittive su quello che sarà l'evoluzione di malattia, la possibilità di curare meglio la malattia, l'impiego di farmaci, i bersagli per nuovi farmaci. Il che consentirebbe sempre più una cura tagliata su misura dell'individuo, una medicina di precisione come per esempio farmaci con vaccino ad RNA dedicato ad alcune neoplasie capaci di bloccare i recettori. Benessere e salute che in una società che invecchia guarda inevitabilmente alla popolazione anziana, dove il Veneto spicca per le buone condizioni, basso indice di cronicità, nonostante magari le più patologie, ed anche un basso indice di fragilità rispetto ad altre regioni. Scienza e tecnologia al servizio della salute, dove la parola d'ordine però da qui ai prossimi anni è investire in prevenzione, seguendo il cittadino dalla nascita alla vecchiaia. Se noi investiamo sulla prevenzione significa che evitiamo che la persona si ammali o che se si è ammalata possa aggravarsi. Questo può salvare il sistema sanitario. Una questione di costi e benefici. €1 investito in prevenzione, dicono gli studi, significa guadagnarne 14, concetto che consentirebbe di continuare a mantenere sostenibile la sanità pubblica.